e poi pian piano affineremo anche gli altri strumenti. Intanto faccio un'introduzione io e poi diamo la parola ai grandi ospiti di questa sera. Ecco. Anzitutto saluto tutti i presenti. Al momento chi ci segue qui su Zoom e a brevissimo anche su Facebook. Benvenuti a questa serata che, insomma, vi devo dire, a me ha entusiasmato organizzare fin dall'inizio e per due motivi. Il primo è per lo spirito con cui è nata e perché abbiamo avuto l'idea di farla, e il secondo è proprio per il tema che viene affrontato quest'oggi. Adesso vi spiego il perché. Anzitutto mi presento un attimo anche per chi non mi conoscesse. Allora, io sono Fabio Cappelletto, sono portavoce del comitato di Europa Verde Valle Agno. È un gruppo nato da poco meno di un anno e che sta crescendo di settimana in settimana, anche dopo le elezioni regionali in cui abbiamo avuto la possibilità di essere anche presenti fisicamente in città. Stiamo comunque continuando a incontrarci in questo momento, come sapete, in maniera virtuale, e comunque anche ad aumentare come numero di presenze. Ci sono anche molti giovani che si sono aggiunti, che si stanno aggiungendo e mettendo a disposizione la loro passione, le loro competenze, quindi questo mi fa molto piacere. Ma non ci siamo solo noi questa sera, non siamo soli in questa avventura, e anzi da parte nostra è nata un po' la voglia al termine delle regionali il desiderio di incontrarci anche con le forze con cui avevamo già condiviso sia il percorso elettorale, ma anche l'idea di un nuovo modo di fare politica, un nuovo approccio culturale alla politica che abbiamo condiviso in maniera evidente durante la campagna elettorale delle regionali. E faccio un focus su questo, che mi interessa, quello che mi interessa trasmettere è proprio il nuovo approccio che noi vogliamo portare in politica, un approccio che parte da una parte dai contenuti, quindi dai problemi reali dei cittadini, e a cui rispondere con proposte concrete. E dall'altra parte un nuovo approccio che parte proprio dagli stessi cittadini, quindi da parte nostra sentiamo la necessità di coinvolgerli attivamente in questo progetto, anche perché, insomma, questo è un messaggio importante da dare: la politica deve tornare in mezzo a loro e deve essere mossa da loro, cosa che sì, sapete benissimo, insomma, la disaffezione che c'è negli ultimi decenni alla politica. D'altronde il grandissimo Giorgio Gaber diceva libertà e partecipazione, e questa è la cosa su cui investire da parte nostra. E devo dire, insomma, tra l'altro anche a livello personale, io stesso non mi sarei mai occupato di politica se non avessi incontrato un gruppo di persone, quello di Europa Verde, che ha condiviso fin da subito questa visione, quindi senza personalismi, ma lavorando su obiettivi per migliorare il Veneto. Ecco, quindi in dialogo per migliorare il Veneto tra di noi e con le altre forze politiche, tra virgolette, adesso passatemi il termine un po' populista, non per occupare una poltrona, ma proprio per, non per risolvere i problemi di pochi, ma quello di portare un reale miglioramento del Veneto, e sappiamo quanto ce n'è bisogno. Questo metodo è condiviso dalle forze politiche che sono qui questa sera, con cui abbiamo dialogato, come vi dicevo, sia in campagna elettorale che dopo. Io le saluto fin d'ora, poi daremo ampio spazio a tutti. Saluto i rappresentanti del Veneto che vogliamo, Demos, Sanca Veneta, i consiglieri regionali che sono qui, li saluto e insomma danno ancora più lustro a questa serata, e per questo li ringrazio. Con piacere saluto anche le new entry di Volt e di Più Europa, le sezioni vicentine, che poi verso fine serata anche loro avranno modo di presentarsi e potranno salutarci. Ecco, detto questo, spendo anche due parole sul tema. Vi anticipavo prima, il tema della serata è stato scelto proprio una volta chiarito il nostro approccio. Ci siamo trovati dopo le regionali, abbiamo chiarito questi aspetti e abbiamo detto: troviamo un nuovo modo di fare politica e un nuovo modo di fare le nostre proposte, e concentriamoci quindi su quello che è il tema più caldo, cioè le proposte concrete per l'oggi, per uscire da una pandemia che ci sta, insomma, perseguitando, lo sapete,
e le visioni per domani, cioè capire quali sono i punti su cui andare a focalizzare l'attenzione. Ecco, per quanto posso dire io per l'Alto Vicentino e per Europa Verde, per indole personale, a nome di Europa Verde comunque faccio una considerazione su questo tema e io dico l'inquinamento sappiamo che è concausa di questa pandemia, o meglio in altri termini il modo che noi abbiamo di maltrattare la terra è la causa principale di questa pandemia, ossia il Covid è praticamente un tassello del mosaico della crisi ambientale, la vediamo così. Faccio degli esempi, il nostro rapporto con gli animali, pensiamo di recente, nelle ultime settimane sono stati abbattuti in Olanda 190.000 polli per un principio di aviaria, 2,5 milioni anche in Giappone, pensiamo ai 17 milioni di visoni invece abbattuti in Danimarca per una mutazione del virus, pensiamo non solo agli animali, anche all'inquinamento dell'aria, dell'acqua, pensiamo alle città inquinate in cui il Covid ha proliferato con più facilità. Faccio una parentesi e parlo di quello che è successo a Londra la settimana scorsa, dove purtroppo una bambina di 9 anni è morta e la cosa eclatante è che per la prima volta nel referto è stato scritto che questa ragazza è deceduta per inquinamento. Dunque si può morire di inquinamento. In realtà non è stata la prima, non ufficialmente, e purtroppo non sarà l'ultima. Allora noi ci chiediamo, a Vicenza, che sfora continuamente le emissioni dei vari PM10 e quant'altro, ci chiediamo insomma cosa si sta facendo qui. La Valle del Lagno, in cui io personalmente abito, quanto è inquinata? Il Vicentino come è messo? Noi vediamo insomma che c'è un problema di terra fertile, io lo vedo con i miei occhi muovendomi quotidianamente, terra fertile viene trasformata in asfalto ogni giorno e ciò porta a un aumento considerevole dell'inquinamento. Mi ha fatto tra l'altro riflettere ciò che pochi giorni fa un biologo mi ha detto e faceva questa considerazione. Allora noi cittadini, noi paghiamo ovviamente con le tasse, paghiamo gente che di professione distrugge questi terreni, distrugge gli habitat. A compensare poi chi c'è? Ci pensano i volontari, magari le associazioni, quelli che si fanno il mazzo, passatemi il termine, senza però compensi. Lo fanno per passione e perché hanno a cuore la causa. Però penso anche a un giovane, che messaggio può trarne da questa cosa? Cioè che da grande è più conveniente diventare un professionista della distruzione, non un professionista della tutela dell'ambiente, della tutela degli ecosistemi, della tutela della salute. Ecco, chiudo il mio intervento parlando anche un po' di proposte, perché sì, noi le abbiamo e ci sono e sono concrete. Noi come Europa Verde Valleano vogliamo mappare tutte le zone a rischio dissesto della valle. Vogliamo dare sostegno all'agricoltura locale, all'agricoltura sostenibile e partendo dai giovani vogliamo incentivarli a tornare a coltivare quei terreni che oggi sono in stato di abbandono. Incentiviamo anche i cittadini, incentiviamo abitudini alimentari in cui la troppa carne viene ridotta e in cui si ricorre di più ai prodotti che arrivano dalla nostra terra e quindi che non hanno una provenienza distante. Dicevo, recuperiamo i prati anche trasformandoli in prati fioriti per tutto l'anno a beneficio degli insetti impollinatori e non solo. Ecco, questa è a Valdagno c'è un bel progetto che è appena partito in questa direzione e diciamo, insomma, faccio i complimenti all'amministrazione. C'è molto altro da fare, c'è da monitorare l'inquinamento dell'aria, bisogna stanziare fondi per prevenire danni futuri, qua magari poi la parola passerà un po' più ai consiglieri regionali che sono con noi stasera. E poi c'è anche un tema di tornare a fare vivere i centri cittadini con un trasporto che sia davvero sostenibile, la bici in particolare e poi i vari mezzi pubblici. Anche qui pongo una piccola riflessione che è quella di quante strade oggi magari attraversiamo in auto e perché ci farebbe proprio paura attraversarle in bici o a piedi. E questo non ha più senso, non ha senso
magari poteva aver senso in una visione di fine Novecento, ma ora non più. Ecco. Recuperiamo le nostre contrade anche, che possono arrivare ad avere un valore turistico, un turismo green, quindi sportivo, storico, e ovviamente a questo si arriverà se parliamo tutti assieme, tutti i comuni assieme. Quindi non sono azioni che vanno isolate. E dico questo per dire che ci piacerebbe puntare tra qualche anno, tra un po' di anni, ma insomma la nostra visione finale è quella di, per l'Alto Vicentino, per la Valle del Lagno, arrivare a guardare a un parco regionale delle piccole Dolomiti che ingloba tutte le proposte, ma ve ne ho dette solo alcune, che vogliamo portare avanti in questi anni. Quindi ecco, tuteliamo gli ecosistemi e quindi portiamo avanti la lotta per l'ambiente. Insomma, è la più grande sfida che ci aspetta, anzi che ci aspetta, che è già qui. Ognuno deve fare la propria parte, perché insomma la lotta a favore dell'ambiente è una lotta che ne va della sopravvivenza, insomma, della nostra specie. Morale della favola, e come Europa Verde noi mettiamo l'ambiente al centro della politica e speriamo che lo facciano anche molte altre forze politiche, perché oggi solo con l'ambiente al centro la politica potrà salvaguardarci e migliorare le nostre vite. Ecco. Detto questo, io lascio subito la parola a Renzo Masolo, il portavoce di Europa Verde Bassano, che ci farà da moderatore della serata e introdurrà tutti i nostri ospiti. Intanto io vi auguro buona serata, magari ci sentiamo alla fine per le conclusioni. Ottimo, ti ringrazio Fabio, ringrazio molto Fabio e il gruppo della Valle del Lagno anche per avermi invitato a moderare questa serata. Ringrazio tutti i partecipanti qua su Zoom e tutti quelli che stanno seguendo su Facebook. Ricordo a tutti che appunto è in diretta Facebook, per cui verrà di fatto registrato e potrà essere anche rivisto, per cui anche i partecipanti di Zoom sanno, insomma, che sono visti un po' anche all'esterno. Ecco, lo dico solo per correttezza perché magari qualcuno non lo sa. Ecco. Chiedo anche a tutti quelli che partecipano su Zoom di spegnere i microfoni, ecco, questo è importante, accenderli solo quando faranno degli interventi. E ecco, noi avevamo pensato a 2 domande a fare ai relatori, che ringrazio, e tra l'altro aggiorno anche su questo perché i 3 consiglieri regionali sono appena usciti da più di 3 giorni, perché hanno iniziato già la settimana scorsa per approvare il bilancio di previsione regionale del 2021. Per cui intanto li ringraziamo per essere presenti, perché sono reduci di un'intera giornata di discussioni, insomma, no? E di presentazioni di emendamenti e altro. E nello stesso tempo dico appunto a tutti che sono in viaggio, vedete, vediamo Cristina che è seduta sui sedili del treno, Arturo e Elena penso siano ecco, in questo momento in viaggio, per cui se il collegamento dovesse dar problemi, sapete che è proprio per problemi di connessione di fatto può entrare. Io inizierei e faccio l'ultimo chiarimento, perché sulla presentazione dell'evento c'erano 2 domande, una rivolta al presente e una rivolta al futuro, che erano proprio il focus della discussione di questa sera, che poi l'obiettivo è quello di radunare anche delle forze politiche, metterle in discussione e poi metterle diciamo in viaggio, in cammino, no? Verso un futuro prossimo, no? Che sia un futuro di sfide. In realtà, quando abbiamo organizzato questo incontro, l'abbiamo organizzato subito prima della seconda ondata del Covid, nella quale adesso noi siamo purtroppo immersi, per cui sono di fatto un po' da modificare, perché parlavano dell'oggi come la risoluzione, insomma, della pandemia, che era in continuo miglioramento, invece in realtà adesso è in drammatico peggioramento, e poi del domani, proprio per uscire dalla pandemia. Ecco, chiedo ai relatori di adattarle, ma lo sapranno insomma comunque, perché appunto si parlava del presente, cioè di quale può essere l'impegno per uscire bene in questa pandemia, non parlando solo dell'ambito sanitario, ma anche di tutti gli ambiti che sono coinvolti da questa pandemia, e poi invece dal domani, cioè vedere un futuro, quali sono le sfide e come si può uscirne, magari anche in un modo che possa essere il più possibile sostenibile, ma soprattutto che ci faccia capire, che questa pandemia possa essere una lezione veramente di grosso cambiamento, di un grande cambiamento epocale. Mi stoppo e do la parola ad Arturo Lorenzoni,
che non ha bisogno di presentazioni, per il suo intervento. Arturo, se ci sei. Sì, grazie Renzo. Bene. Mi sentite? Sì. Mi scuso, sono per strada, quindi ho un po' il fiatone forse, ma sono sui ponti di Venezia. Intanto grazie di aver organizzato questo incontro, perché va proprio nella direzione che abbiamo auspicato in campagna elettorale, di avere una collaborazione tra le diverse forze di Area Democratica e di avere una progettualità comune. Per me questo è veramente importante, per cui grazie a tutti i giovani che sono collegati. Veramente voglio dare l'incoraggiamento di continuare a lavorare insieme e di stimolarsi reciprocamente nell'avere una progettualità. Quello che ho notato veramente è che oggi al Veneto manca una progettualità. Abbiamo discusso il documento programmatico di questa giunta, questi prossimi 5 anni, ed è un documento povero, soprattutto in relazione a quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo, no? In cui la sfida che l'Europa, l'ONU, poi l'Europa ci ha posto è quella di rinnovare l'economia legandosi ai temi della sostenibilità, della circolarità dell'economia. E questo non è stato colto di fatto nel programma della nostra regione. Mentre io credo che questo sia proprio l'elemento che può fare la differenza tra un'economia stagnante e un'economia dinamica. E questo è il contributo che noi cerchiamo di portare in Consiglio. Poi magari ne parlano anche Elena e Cristina, con un successo, insomma, dal mio punto di vista modesto, perché sulle premesse siamo sempre d'accordo. Quando poi si tratta di sacrificare l'interesse di qualcuno per un bene più grande, beh, lì cascano un po' le cose. Però voglio rimanere attinente un po' a quello che è lo stimolo che ci hai dato, Renzo, e quindi il tema di oggi: quali le priorità oggi per uscire dalla pandemia. E qui appunto credo che quello che realmente manca sia una visione, una direttrice su cui costruire valore. E quello, porto l'esempio di stasera perché abbiamo approvato la proroga delle estensioni di cubatura fino al 20% per coloro che ristrutturano un immobile e lo portano in classe A4. Stimolo sacrosanto anni fa, quando non c'erano altri strumenti, ma oggi che abbiamo il bonus del 110%, andare a regalare anche un incremento di cubatura del 20% è un regalo sul regalo e non è necessario, anche perché abbiamo un eccesso di offerta immobiliare e quindi andare a usare questi strumenti un po' vecchio stile non va nella direzione, ecco, di creare valore. E in questo senso io penso che manca un po' la visione di capire come dobbiamo utilizzare degli strumenti diversi e in cui il valore oggi non è creato dal pieno, ma è creato dal vuoto. È creato proprio dalla riqualificazione degli spazi e la messa a disposizione di spazi per i cittadini. Cosa che è sempre più difficile, anche perché tutti gli spazi che erano spazi pubblici, pensate alle ferrovie, pensate alle caserme, pensate a tutti questi spazi che la comunità 1 secolo, 2 secoli fa ha messo a disposizione gratuitamente, oggi che non servono più per quelle finalità, vengono riproposti ma sul mercato e quindi diventano spazi privati. E allora c'è sempre più la necessità di cercare valore nella creazione di spazi vuoti e questo credo sia quello di cui veramente abbiamo bisogno in ambito urbano, ma anche in ambito diciamo così del territorio in senso più ampio, pensando alla gestione dei parchi, dove nel Veneto abbiamo un po' di ritardo rispetto a quello che è auspicabile. Quindi ecco, questa è la visione che io mi auguro un po' alla volta riusciamo a far passare all'interno della nostra regione. E l'altro elemento che secondo me è importante è tornare ad investire sui servizi. Non possiamo essere orgogliosi di un bilancio che
sta in piedi quando abbiamo tagliato i servizi. Non è questo, credo, quello che ci chiedono le persone. E allora anche questo è emerso oggi nella discussione di bilancio. Sì, per carità, non avete messo l'addizionale IRPEF, ma quanti servizi non avete dato ai cittadini che avremmo potuto dare? E io credo che abbiamo la responsabilità come amministratori di far passare questo concetto. Non si tratta di mettere tasse, ma si tratta di non tagliare i servizi. E quindi, ecco, io penso che dobbiamo investire sulla fornitura di servizi. C'è Carlo Cunegato che ha vissuto e sta portando una voce autorevole sul tema della sanità nell'Alto Vicentino, ma è un tema che ha sentito nella Bassa Veronese, in Polesine, nelle alte terre del Bellunese. E quindi sono temi forti su cui mi auguro che possiamo dare una mano. Un ultimo punto, cosa c'è bisogno per uscire dalla pandemia? Trasparenza. Trasparenza perché, guardate, l'esperienza che sto facendo è che noi possiamo fare tutte le interrogazioni del mondo, ma non ci viene data risposta, perché è un potere che non deve giustificarsi con nessuno, perché è legittimato dal 77% dei veneti. Ecco, io non lo interpreto così. È vero, hanno un mandato forte, ma se ti si chiede informazione in merito a qualche scelta, bisogna dare risposta. Su questo Cristina, che è in consiglio da tempo, è un po' più rassegnata. Io credo che invece questo tema della trasparenza sia un tema importante proprio per la possibilità di instaurare un dialogo proficuo. Io mi fermerei qui per non rubare tempo agli altri. Renzo. Sì, grazie intanto Arturo. Grazie per l'intervento. Tra l'altro le due parole chiave che hai detto, la visione, che non c'è tempo da perdere perché non abbiamo più tempo da perdere, per cui la visione è la cosa forse più importante in assoluto e chissà che si possa... E poi il discorso della trasparenza, perché se le cose sono concordate tutti insieme magari si sbaglia tutti insieme, ma se invece non sono concordate e poi invece gli errori li pagano tutti in maniera appunto non trasparente, perché non si sa bene da come vengano prese le decisioni, no? se non sono condivise. E io do la parola adesso alla nostra Catarina Schulz del Veneto, che è là, che viaggia in treno. Ecco, la parola a Cristina Guarda. Ecco, per Ciao il suo ragazzi. intervento. Ragazzi, vi auguro davvero... Mi sentite bene? Forte e chiaro? Ok, fantastico, grazie dell'ok. Intanto, io colgo l'occasione, dato che li vedo qui di fronte nelle rispettive case, di salutare... ormai, insomma, vi posso considerare, insomma, dei compagni di viaggio e degli amici, insomma, anche che rispetto e onestamente, insomma, mi è mancata anche molto. Penso appunto a Alessandro Roncaglia di Demos, penso a Giovanni appunto di Sanca Veneta, penso, vedo diversi, insomma, volti che ringrazio, insomma, anche a Carlo che dopo interverrà, piuttosto che appunto gli ospiti di questa sera, che questa sera, insomma, ci intratterranno insieme con noi e ci daranno anche l'opportunità di perfezionare quella che è poi una condivisione che condivido pienamente. Ciò che ha detto Fabio deve essere costante, deve essere sempre più forte per riuscire proprio a generare quelle proposte capaci di fare la differenza anche all'interno del Consiglio e all'esterno del Consiglio, con delle risposte realmente, insomma, poi pratiche e oneste anche. Guardate, io vi ringrazio, vi chiedo scusa, sono in treno, sto tornando dal Consiglio appunto con Elena e con Arturo. Questi giorni sono stati sicuramente molto sfidanti. Arturo prima mi ha accennato, insomma, con quel realismo, insomma, mi piace chiamarlo così, anche di questi giorni, nel verificare che evidentemente da parte della maggioranza l'atteggiamento su alcuni temi, su alcune iniziative che abbiamo posto anche negli anni scorsi non è cambiato. Per cui rispetto alla domanda di Renzo sull'oggi e su cosa ci aspetta oggi e che cosa ci aspetterà il domani, devo ammettere che noi in Veneto ci scontriamo con sì una maggioranza che ha i numeri, la forza
e come dire, anche la chiarezza di dati che ci servono per supportare la loro azione. E questo appunto ci mette naturalmente in difficoltà nella nostra capacità di coprogettare. Oggi però abbiamo approvato un bilancio che è frutto anche di alcuni giorni molto dolorosi per il Veneto, perché anche nel nostro territorio molti cittadini si rendono realmente conto di che cosa è significato accompagnare le scelte di una maggioranza che ha deciso di centralizzare i servizi sanitari, magari chiudendo quelle aree o depotenziando quelle strutture ospedaliere periferiche che invece dovevano servire per implementare il servizio alle famiglie che scelgono di rimanere, di vivere nelle nostre zone rurali, e sono tantissime, e ci stiamo cominciando a rendere conto di che cosa significa piano piano trasformare le nostre appunto realtà, per esempio anche di medicina del territorio, depotenziandole e non potenziando invece le iniziative positive come possono essere quelle delle medicine di gruppo integrate e altre iniziative proprio per cercare di avvicinare il servizio sempre più verso la famiglia, sempre più verso le necessità, specie di una famiglia giovane anche impegnata con l'attività lavorativa che ha bisogno di un servizio superiore e maggiore rispetto a quello oggi consegnatoci. Dall'altra parte abbiamo degli eventi climatici, una situazione di un ambiente fragile, un'emergenza meteo e un'emergenza climatica che sta mettendo a dura prova i territori. E a questo con cosa rispondiamo? Rispondiamo con un bilancio regionale che si conferma nelle sue scelte conservatrici. Elena e Arturo lo potranno confermare. In questi giorni abbiamo affrontato dei temi anche molto lungimiranti. Ci è stato dato, come diceva prima Arturo, ragione su alcune priorità, ma poi sono le stesse priorità che negli scorsi anni votavamo all'unanimità, proposte magari dell'opposizione, condivise con buone speranze, e alla fin fine ci siamo ritrovati invece poi con un nulla di fatto, per cui anche in questi giorni l'aspettativa appunto era quella di dire benissimo, ci approvate determinati processi molto importanti, per esempio sulla riduzione della produzione di rifiuti, un emendamento che abbiamo approvato proprio grazie anche al lavoro di squadra che abbiamo fatto insieme per cercare di convincerli a mettere questo come priorità per il Veneto, ma era lo stesso processo che avevamo cominciato a discutere negli scorsi anni e che non hanno visto seguito. Questo per farvi un esempio. Oggi ci viene richiesto, come forze politiche capaci di un pensiero che invece è innovatore, ci viene chiesto di contribuire progettando le correzioni di ciò che si sta trascinando di anno in anno, e sono incudini pesantissime che impediscono molto spesso ai cittadini veneti di stare e di vivere e di realizzarsi nel nostro territorio. Penso ad un tema che è stato il fulcro delle battaglie degli scorsi anni ed è il fulcro delle battaglie anche di Europa Verde adesso in Consiglio regionale, che è il tema delle bonifiche dei 644 siti inquinati del Veneto, e che in questi anni hanno visto uno stanziamento nel bilancio confermato anche quest'anno di 1 milione di euro per la gestione di attività di bonifiche che soltanto semplicemente, per esempio, per quella che riguarda il Vicentino, per esempio, pensando all'ex Zambon, no? della città di Vicenza, il privato all'epoca dovette sborsare più di 24 milioni di euro solo per la gestione di quello specifico sito. Per cui pensiamo a quando il pubblico deve gestire un sito inquinato, che cosa significa in termini economici e quanto realmente sono efficienti gli stanziamenti della Regione del Veneto. E questo per capire che il nostro futuro, la qualità del territorio in cui viviamo, dell'acqua che andiamo ad utilizzare, del terreno su cui poi vogliamo coltivare, è determinato da questa tipologia di azioni. Un altro aspetto su cui bisogna concentrarsi per valorizzare l'oggi è quello delle politiche per le famiglie. In questi giorni Elena e Arturo mi hanno seguito in questa impresa un po' pazza di andare un po' di andare a disturbare la maggioranza in quello che era una loro battaglia su cui avevano basato la propria campagna elettorale, spendendo e vendendo la legge per le politiche familiari approvata questo luglio del 2020, per cui una legge recentissima fatta ad hoc per la campagna elettorale, con uno stanziamento già allora insufficiente però comunque corposo di 10 milioni di euro,
Oggi col bilancio approvano 1,5 milioni di euro per gestire tutte le politiche per la famiglia, dalla famiglia numerosa fino al bonus prenatale, che sapete in questi mesi aveva fatto anche abbastanza scalpore perché non riusciva a coprire tutto il 2020. Non ci sono fondi per queste iniziative, ci sono soltanto per alcune punti, appunto quello per gli orfani, quello per le famiglie monoparentali, temi su cui anche negli anni scorsi insieme a tanti mi ero espressa valorizzando queste iniziative, però attenzione, c'è una politica conservatrice che ci sta mettendo nelle condizioni di non riuscire a realizzare ciò che immediatamente serve per fare in modo che le famiglie rimangano qui e che le famiglie pensino a una realizzazione futura. Per il futuro, ciò su cui invece dobbiamo andare a ragionare anche immediatamente stabilendo delle alleanze molto chiare, e su questo con Europa Verde stiamo cominciando a mettere, come dire, nero su bianco quelle che sono le proposte che avevamo rilanciato in campagna elettorale e che oggi devono trovare poi realizzazione pratica e ragionano su 3 diversi aspetti. Uno per quanto riguarda appunto l'alleanza col mondo imprenditoriale, che è essenziale perché non possiamo pensare di cambiare il mondo del Veneto in termini di sostenibilità ambientale se non realizziamo insieme al mondo delle imprese questa grande transizione che è necessaria verso la green economy, e per cui tutta la realizzazione delle nuove professioni che sono legate alla valorizzazione ambientale, sociale del nostro territorio, e verso una logica di risparmio inteso proprio come risparmio nell'utilizzo delle risorse e risparmio di quello che può essere il contributo di inquinamento che un'attività produttiva comunque può realizzare naturalmente producendo. È impossibile, producendo si produce sempre o un rifiuto o uno scarto o per esempio un'emissione o una eventuale contaminazione dell'acqua. Per questo motivo porteremo avanti un processo molto importante che è legato al risparmio idrico, il ciclo chiuso nelle imprese del Veneto, perché dobbiamo essere la prima regione che lo attua. È da 5 anni che la maggioranza lo boccia, adesso è giunto il tempo di non farselo bocciare più, ma di realizzarlo. Abbiamo un'alleanza con alcune imprese del territorio che già stanno gestendo l'acqua essenzialmente, invece di prelevarla dalla falda e scaricarla poi nelle acque superficiali, nei fiumi oppure nel depuratore, che comunque scarica nel fiume, per esempio nel Frattagorzono, famosissimo per questo. Abbiamo imprese che invece hanno scelto di investire anche risparmiando qualche soldino di depurazione facendo un ciclo chiuso, cioè prelevando l'acqua e poi in realtà alla fine del processo depurandola e rimettendola all'interno del ciclo produttivo. Questa iniziativa la stiamo studiando con alcuni esperti e la stiamo progettando proprio per fare in modo che diventi il modus operandi che viene richiesto all'interno del Veneto. E questo per quanto riguarda l'impresa. Per quanto riguarda l'ambiente invece, già oggi abbiamo cominciato a mettere i primi tasselli per un'impresa importantissima che per esempio è quella della gestione dei boschi anche nelle zone di pianura e nella gestione delle aree verdi all'interno delle zone urbane, perché la mitigazione di tutto ciò che è aumento della temperatura, gestione delle acque piovane, magari con fenomeni che appunto diventano anche avversi perché sono fenomeni meteorologici molto gravi, importanti, che abbiamo visto, specie penso al Trevigiano, all'Alto Vicentino, anche a Vicenza stesso, e mettono in difficoltà non soltanto i nostri fiumi, ma semplicemente anche il nostro sistema di gestione delle acque piovane. Ecco, di fronte a questo, la gestione delle aree verdi urbane, la gestione di boschi di pianura, anche per interloquire con una nuova filiera che deve esserci in Veneto, dalla montagna alla pianura, che è la filiera del legno, quindi una nuova opportunità economica, sono le strade per riuscire a gestire un'emergenza che se no in Veneto non siamo capaci di gestire. E un po' il tempo che mi accenno, io mi fermerei qua ed eventualmente darei spazio poi a delle riflessioni dopo. Sì, Cristina, hai sfruttato appieno i tuoi 10 minuti e sei stata più che esaustiva e anche molto molto interessanti come sollecitazioni, anzi molto interessanti. E tra l'altro pensavamo di vedere in diretta che ti controllava il biglietto il controllore, ma in realtà non è passato. Allora passiamo intanto allora diamo parola alla Elena Ostanel, che anche lei è reduce del Consiglio regionale. E ci sei, Elena? Sì, ci sono. Ok, allora a te la parola.
Grazie. Allora, grazie per l'invito. Volevo ringraziare appunto Europa Verde, Demos e Sanca, con cui ci siamo conosciuti in campagna elettorale. Sono molto contenta di questo invito e voglio ringraziare davanti a tutti voi Cristina, non solo per aver organizzato e contribuito a organizzare questo incontro, ma anche per alcune battaglie che non sono andate proprio a buon fine del tutto in questa approvazione della manovra di bilancio, ma volevo appunto dire, e comunque visto che è importante anche raccontare quello che si fa, che grazie all'emendamento che Cristina ha proposto e che poi io avevo sottoscritto, ci abbiamo un po' lavorato insieme, abbiamo iniziato a discutere ad esempio in Consiglio regionale del tema dell'addizionale IRPEF / tentativo di avere un contributo di solidarietà che renda il nostro bilancio un bilancio che permette, come tante altre regioni hanno, di avere una dotazione economica che ci permette di poi pagare e remunerare alcuni servizi essenziali per la nostra regione. E anche quello che prima citava Cristina su cui lei ha lavorato, su diciamo la legge sulle famiglie, che a me piace anche intendere come un supporto ad esempio ai servizi che le famiglie usano e che oggi sono troppo costosi in Veneto, come le rette per gli asili nido. Sono due battaglie che abbiamo provato a fare insieme e quindi volevo ringraziare Cristina per aver aperto anche queste opportunità e su cui abbiamo lavorato insieme. Siccome la domanda però è appunto qual è il piano di uscita, no? Dall'emergenza che facevi tu, Renzo, allora io mi risponderei così: prima di tutto avere un piano di uscita, nel senso che cito proprio 2 secondi rispetto al tema sanità, di cui poi parlerà sicuramente meglio di me Carlo Cunegato, però diciamo quando Luca Zaia settimana scorsa, ormai ho perso i calcoli, i giorni, è stato presente nel Consiglio regionale collegato e noi abbiamo potuto appunto fare delle domande e interrogare, la sensazione che ad esempio io portavo nella mia domanda è stata quella di non avere un piano di uscita e un piano anche di gestione, che è il motivo per cui oggi, secondo me e secondo tanti, ci troviamo così. Cito solo 2 elementi. Abbiamo parlato tanto del personale sanitario come eroi, ci hanno salvato durante la prima fase, eccetera, eccetera. Noi abbiamo votato ad esempio in Consiglio regionale un ODG che provava almeno a riconoscere un contributo agli specializzandi che stanno lavorando in corsia a 1.400 euro al mese, per capirci. Lo hanno votato all'unanimità, poi in bilancio abbiamo proposto un emendamento per riconoscere effettivamente il fatto che ci fosse questo contributo agli specializzandi e c'è stato votato contro. Oppure, quando appunto interrogavo il Presidente, il tentativo di chiedere se poteva rendere obbligatorio i tamponi molecolari almeno al personale sanitario, la risposta è stata quella di scaricare sul governo la scelta di non averlo inserito, diciamo, come obbligatorio, oppure sul piano sanitario regionale che ad oggi non lo prevede. Quindi, diciamo, mi sembra che la risposta a come uscire da questo momento sia intanto avere un piano. E il piano io non lo vedo rispetto appunto a dire da qui a un mese, siccome anche oggi i contagi aumentano, in terapia intensiva sono entrate più persone, cosa facciamo per mettere un freno a tutto questo? La risposta non è chiara. Quindi, per citare il tema sanità in introduzione, direi questo, per poi lasciare approfondire ovviamente a chi anche ne sa più di me e lavora sull'Alto Vicentino come Carlo. Passo invece ad altri temi che sono legati sempre a come uscire da questa crisi, ma non tanto pandemica quanto quella economica. Il tema è quello su cui abbiamo lavorato in questi giorni, cioè ci sarà una crisi economica forte, non so, cioè, ce ne siamo resi conto, ma non so ancora se anche chi lo crede si sia reso conto di quante realtà chiuderanno nel 2021 e di quante categorie economiche e di lavoratori non sono oggi supportate ancora dai ristori nazionali, ma anche da quelli ovviamente regionali che mancano. Allora qui abbiamo proposto alcuni emendamenti. Io come Veneto che Vogliamo ho lavorato particolarmente sul tema del settore culturale, della filiera culturale. Sono contenta che sia stato approvato 1 milione di euro per gli operatori della cultura
e oggi parte del 1,5 milioni dedicato alle imprese anche qui sulla filiera culturale. Allora il tentativo che abbiamo fatto è stato quello di dire c'è anche questo settore che tra l'altro è l'unico che è stato chiuso da febbraio e non ripartirà almeno fino all'anno prossimo, bisogna considerare una categoria economica. Su questo c'è stato un minimo di ascolto, però voglio dire l'impianto generale del motivo per cui abbiamo votato contro a questo bilancio è quello di pensare che ad esempio i ristori siano di competenza governativa e i ristori che finora abbiamo visto nella Regione Veneto sono lenti e soprattutto sono stati gestiti in maniera abbastanza macchinosa da Veneto Sviluppo. E su questa cosa dobbiamo dirci che invece c'è davvero un'urgenza, perché la crisi colpisce e colpirà dura soprattutto da febbraio-marzo, ma andrà avanti tutto il 2022 e saremo peggio e saremo del 2008. Un'altra cosa poi per chiudere sugli ultimi 2 punti, il tema ambientale su cui anche Cristina prima è intervenuta è un tema diciamo che fa vedere come questa regione ha ancora tantissime lacune. Ci stiamo lavorando, ci lavoreremo, ovviamente siamo in opposizione e questo è il ruolo che abbiamo, ma lo citava anche Arturo, oggi abbiamo votato contro, io, Cristina ed Arturo in realtà, a questa norma del piano casa che comunque continua ad aumentare cubatura in nome del risparmio energetico, ma voglio dire nel momento in cui dai 20% di cubatura in più e 10% di terreno in più, di territorio in più da consumare, c'è da chiedersi se quando il governo adesso ha il fondo 110% era una priorità fare questa scelta e noi abbiamo detto di no. E abbiamo votato contro. I numeri non ci permettono di andare contro, perché ovviamente la cosa è passata, ma il tema ambientale e per quanto mi riguarda da urbanista, rendere attuativa veramente la legge sul consumo di suolo 2050, che oggi non ha gli strumenti per camminare, ed è il motivo per cui siamo presi così a livello di consumo di suolo, è un tema importante. E qui c'è uno spiraglio di apertura su cui lavoreremo nei prossimi mesi, spero anche con Arturo, Cristina ed altri. Nel DEFR ho proposto questo emendamento di modificare la legge sui centri commerciali che permette di aprire le piccole strutture di vendita sotto i 1500 metri quadri senza avere un'autorizzazione da parte dei comuni. Su Padova avevamo visto cosa comporta questo, cioè il proliferare di centri commerciali senza che il sindaco, la giunta, abbia la possibilità di dire no. Allora, siccome appunto almeno la possibilità di dire no dovrebbe essere garantita, l'idea è quella di lavorare ad un progetto di legge che modifichi quella legge lì e che permetta finalmente di avere ai comuni la possibilità di decidere su questa cosa, perché altrimenti noi qui non tuteliamo né il suolo né i piccoli commercianti, che sono tra l'altro quelli, mia mamma è una piccola commerciante, che oggi era andata in pensione, che oggi sono quelli che tra l'altro non solo sono i più colpiti in generale dall'apertura dei centri più grandi, ma anche proprio dalla crisi economica che seguirà, faranno fatica a stare in piedi. Questa è un'apertura che ci è stata data. Io non pensavo passasse l'emendamento, devo dirvi la verità, quando è stato votato ho avuto un momento di confusione, però visto che è stato votato, ora dobbiamo effettivamente lavorarci. E chiudo su i giovani. Io ho votato contro a questa manovra soprattutto perché i giovani mancano totalmente da questa manovra di bilancio e Recovery Fund è dedicato alla Next Generation, no? Next Generation EU. Allora qui secondo me dobbiamo fare veramente un lavoro perché abbiamo già visto che nella delibera di giunta che è uscita qualche settimana fa ci sono ancora delle opere infrastrutturali importanti sul trasporto su gomma che pagheremo con i fondi del Recovery Fund. Allora, prima di tutto la Commissione europea ha dato dei principi secondo cui questi soldi vanno spesi e il do not harm principle è chiaro, cioè noi non dobbiamo fare opere impattanti dal punto di vista ambientale e se ci saranno opere impattanti dal punto di vista ambientale vuol dire che quei soldi non solo saranno usati male rispetto ai nostri concittadini veneti, ma saranno usati male rispetto ai criteri della Commissione europea che per fortuna esiste.
allora noi dovremmo dire che quei fondi lì vanno dedicati alle generazioni future e al tema dell'ambiente, perché il tema dell'ambiente rispetto a una sostenibilità che è economica e sociale, quindi vuol dire che la tutela dell'ambiente non è solo per i ricchi, ma è per tutti, deve essere davvero la priorità dell'uso di quei fondi. E a me è sembrato nelle discussioni di questi giorni che anche su quello non ci sia un indirizzo chiaro. Si continua a dire, ad esempio anche oggi in aula è stato detto, voi continuate a parlare di recovery fund, ma i fondi del recovery fund non sono ancora arrivati dal governo, come se io ad esempio di Veneto che vogliamo appartenessi al governo, diciamo, di questo nostro Stato, che non è così, siamo una lista civica. Io semplicemente porto il tema recovery fund e mi viene risposto di nuovo dando la colpa a qualcun altro, come succede nella gestione della pandemia. Ecco, questa cosa qua dobbiamo interromperla e pensare che i prossimi mesi debbano essere dedicati a creare delle progettualità su recovery fund che siano davvero indirizzati allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente e ai giovani, perché questo dice la Commissione europea. E possiamo davvero cambiare una regione con quei fondi, non solo lo Stato italiano, ma anche la regione. E per me quella è la priorità adesso. Finita la manovra di bilancio, diciamo, abbiamo fatto quello che potevamo fare, adesso c'è questa partita qui che dobbiamo prendere assolutamente in mano per dare una svolta verde. Passatemi il termine, siamo in casa appunto vostra e per me è importantissimo usare questa parola, una svolta verde alla gestione di questa regione e lo possiamo fare con i fondi di Recovery Fund. Grazie Elena. Grazie. Grazie e complimenti. Tra l'altro complimenti a tutti e tre per la presa di posizione chiara che avete avuto rispetto all'ampliamento edificatorio, che di fatto è una forma di consumo di suolo, per cui grazie a tutti e tre. E adesso io do parola agli altri gruppi politici, ringrazio i tre consiglieri, chiedo se vi è possibile di rimanere collegati logicamente, perché poi alla fine se abbiamo anche delle domande dal pubblico. Faccio anche un appello a chi ci segue, se su Zoom può fare già delle domande eventualmente sulla chat, e se è su Facebook lo stesso può farle direttamente su Facebook e poi vengono riportate e così si cerca anche un po' di riassumerle. Ora do parola a Alessandro Roncaglia di Demos. Alessandro, ci sei? Sì, io ci sono, vi ringrazio e saluto tutti quanti, saluto sicuramente gli amici di Europa Verde che ci ospitano. È stata una bella iniziativa, davvero, grazie a Fabio, grazie a Enrico, pensata in tempi non sospetti, mi viene da dire, ma che proprio gli eventi poi hanno un po' cambiato il programma, ma credo che sia provvidenziale. Saluto Arturo e saluto Cristina, con cui abbiamo passato anche la campagna elettorale insieme, quindi sono davvero contento di vederla a Venezia. Ecco, li ringrazio anche per aver avuto queste ultime notizie per quanto riguarda il bilancio del Consiglio regionale, perché per chi non è dentro al palazzo è sempre un po' difficile avere e leggere da esterno le cose, quindi spero che ci saranno anche dei momenti dove poter approfondire. Mi viene qualche riflessione in merito al momento che stiamo vivendo. Ecco, stiamo vivendo un momento notevolmente difficile, credo, che sta lasciando segni profondi che ora come ora difficilmente riusciamo a distinguere appieno, un po' perché ci siamo dentro e quindi notiamo in questo mare, e un po' perché sono ancora tanto profondi. Una cosa però mi viene da dire, stiamo vivendo un Veneto diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto durante la campagna elettorale e rispetto a che abbiamo vissuto fino a poco tempo fa, perché il Covid sta lasciando cicatrici profonde nelle nostre famiglie. C'è sofferenza in giro, ma davvero. Io ho la fortuna di lavorare a scuola e quindi tocco con mano la storia di tante famiglie e c'è tanta sofferenza sia economica sia per quanto riguarda la salute e per tanti altri fattori. E credo che non ci può lasciare indifferenti. Io credo davvero che il Veneto che verrà fuori dal Covid sia un Veneto altro e diverso rispetto a quello che oggi noi abbiamo conosciuto. E che ci pone sicuramente delle domande.
almeno per chi ha il coraggio e la voglia di accoglierle e di cercare di dare una risposta. Cosa fare adesso? Allora, sicuramente adesso bisogna dare delle risposte alle categorie più fragili, a quelle categorie che purtroppo sono state lasciate indietro. La categoria che io prendo in riferimento è la macro categoria famiglia, intesa tra i più piccoli, passando sicuramente tra i giovani. Ricordo che i ragazzi delle superiori non sono a scuola e stanno vivendo un lockdown imposto e non sono più tra i banchi di scuola ormai da febbraio, tranne una parentesi fatta a settembre-ottobre, in cui la regione, e mi duole dirlo, ha fatto poco prima per preparare a settembre l'apertura delle scuole e si è trovata ora a pensare un piano trasporti, ora, grazie soprattutto all'intervento dei prefetti, perché poi la cosa è passata di mano ai prefetti. E riguardo, il mio pensiero va agli anziani, alle nostre RSA, che nonostante la prima ondata dove tante ferite sono state lì viste e vissute, ancora oggi tutte le case di riposo hanno grossi problemi. E quanto riguarda dopo l'altro grande aspetto che sono i lavori fragili, cioè tutti quei lavori che non sono garantiti e che in qualche maniera soffrono in maniera pesante queste chiusure. Avrei voluto un'azione più forte, più coraggiosa da parte del governatore in merito a questo. E non la sto vedendo, manca effettivamente un piano e c'è disorientamento in giro, davvero. E sarebbe bello invece che il governo, io ho fatto una proposta e lanciato, di assumere questo momento come momento di svolta da parte dell'intera politica, con un'apertura a 360 gradi, con la possibilità di sentire e di mettere come protagonista di questa gestione anche la minoranza. Però dalle parole di Cristina, di Lorenzo e di Ella mi pare che questo non sta avvenendo. Però i Veneti lo stanno toccando con mano queste contraddizioni. Siamo un po' in apnea tutti e speriamo ora che con il vaccino qualcosa cambi. Però dobbiamo sicuramente fare tesoro di queste ferite per darne un senso, soprattutto per vedere in maniera diversa il domani. Prima Elena ha accennato il piano di resilienza della parte della Regione Veneto, ci ho dato uno sguardo anch'io, 24 miliardi di sogni, gran parte asfalto e gran parte cemento, e pochissimo per quanto riguarda il sociale, pochissimo per quanto riguarda l'innovazione. Ecco, sì, io credo che se dovremmo ripensare il Veneto per il futuro, dove ripartire, questo è un buon piano, è una buonissima piattaforma. Lì c'è qualche idea interessante e qualche cosa da dove investire. Ci sono ottimi progetti per l'inclusione sociale, forse soltanto su carta, dei progetti per quanto riguarda l'innovazione e per quanto riguarda il rischio idrogeologico. La cosa interessante è che questi progetti messi insieme fanno circa 5 miliardi intorno alle 24 miliardi interamente e sono meno rispetto ai miliardi che la Regione ha in qualche maniera previsto per l'asfalto e per il cemento. Io credo che invece dovremmo aiutare tutti, chi è dentro, chi è fuori, per rimettere al centro questi grossi temi che riguardano quello che è la giustizia orizzontale, mi viene da dire, e la giustizia verticale. Orizzontale che nient'altro che dare il giusto peso alle categorie che sono poste ai margini. Ho seguito i lavori del Consiglio regionale e mi è molto piaciuto il coraggio di porre finalmente la questione dell'addizionale IRPEF, che non è una tassa in più, sono servizi in meno, che vanno soprattutto a discapito delle persone più fragili. E oggi noi lo stiamo vedendo. Cristina aveva anche proposto una cosa per quanto riguarda i senza fissa dimora. Ecco, io parto da lì perché bisognerebbe avere il coraggio di partire da chi davvero è posto più ai margini della società, perché soltanto in questa maniera possiamo essere davvero, davvero includenti. Ecco, bisogna porre con coraggio queste tematiche, perché nel Veneto la povertà esiste e non se ne vuole parlare. Invece c'è, riguarda le famiglie, riguarda
gli anziani, riguarda una fascia che erano già dimenticati prima e che continuano a essere dimenticati e su cui spalle graverà gran parte di questa crisi e di quello che verrà. Perché le potenzialità in Veneto ci sono, bisognerebbe però avere il coraggio di metterle in campo. Lasciami soltanto una parola per quanto riguarda l'aspetto, diciamo così, un po' più politico, come guardare il futuro. Io credo che oggi, questa sera, qualcosa già ci dice di questo. Ecco, il futuro non può essere Zaia, su questo siamo d'accordo. Non soltanto per le crisi che sta vivendo personalmente con un Veneto che da 15 giorni o più è l'ultimo in classifica, in questa triste classifica tra le regioni, che è davvero triste, che a volte si dimentica della sofferenza personale, per una semplice anche elemento di legge elettorale. E abbiamo detto più volte che dobbiamo ricostruire un'alternativa valida. Ecco, io credo che questo sia arrivato il momento, perché il vuoto che dopo Zaia si verrà a creare non è detto che sarà riempito dalla proposta del centro-sinistra, se non ci svegliamo. Bisogna avere il coraggio di cominciare fino a questo momento, con delle proposte serie che guardano la realtà del nostro Veneto. Prima abbiamo citato gli imprenditori, sono perfettamente d'accordo. Dobbiamo avere il coraggio di guardare anche quelle assetti di autonomia che il Veneto ha e che credo che sia all'interno della Costituzione. Io sinceramente metto sempre insieme solidarietà e sussidiarietà, non ci può essere l'una senza l'altra, ma una vera, non scimottata, che fanno del territorio soltanto un fittizio da usare in campagna elettorale, salvo poi dimenticarsi in maniera vera. Rimettere al centro, perché no, la riforma sanitaria voluta da Zaia con l'azienda zero. È ancora il futuro del Veneto? Mettiamolo al centro questo, perché credo che questo siano elementi sfidanti per un futuro che ci deve comunque prendere e vedere da protagonisti. Non voglio rubare il ruolo di Carlo, che so che è molto attento alle citazioni, ma una voglio farla anch'io. Scriveva Holderlin che dove c'è il pericolo cresce ciò che salva. E questo avviene quando c'è qualcuno che ci crede. Ecco, io credo che questa sera qualcuno che ci crede c'è. Non dobbiamo ricominciare da zero. E per me è molto bello vedere Arturo, Cristina ed Elena che hanno collaborato insieme in consiglio regionale. Ecco, io credo che questo sia l'elemento da dove iniziare. E noi esprimiamo delle sensibilità diverse all'interno del centro-sinistra, ed è vero, è inutile negarlo. Poi io credo che, fatto netto questo, ci sia tanto da fare insieme e tanto da costruire. Finisco con le immagini di Papa Francesco con Fratelli Tutti. Abbiamo bisogno di una politica che si fa artigiana, che sia costruttore di pace e che sia più capace di legare che non quelle di dividere. Questo credo che sia l'orizzonte in cui siamo attesi e che ci chiama. Grazie Alessandro, grazie per le considerazioni e anche per aver portato l'attenzione proprio su tutto quell'aspetto di solidarietà, di supporto, no, di sostegno sociale, di attenzione agli ultimi, che è fondamentale e che di fatto è molto bello quello che hai detto, cioè una tassa in meno è comunque un servizio, no, alla collettività in meno, specialmente agli ultimi. E adesso parola ai giovani, o adesso parliamo anche di giovani, no? Giovanni, ci sei? Sì, ci sono. Parola a Giovanni Soldà di Sanca Veneta. Grazie. Ciao a tutti, un saluto inizialmente anche all'Europa Verde Valle Agno, sono valdagnese anch'io, mi chiamo Giovanni Soldà, sono stato candidato capolista a Vicenza per la lista Sanca Veneta, vedo molti sanchisti presenti qua in chat e tutti insieme rappresento tutti per salutare Arturo Lorenzoni che ci ha dato la possibilità di far parte della sua squadra a queste elezioni. Saluto Cristina con la quale ho condiviso bellissime serate di dibattimenti e di tante avventure insieme in campagna elettorale. Saluto anche Alessandro che è venuto anche a Valdagno e ha fatto un'ottima presentazione. Ecco, un abbraccio a tutti e vi ringrazio per ascoltarmi. Allora, io questa serata, diciamo, mi sono sentito molto onorato di poter portare la voce di un gruppo nuovo, nonostante abbia 4-5 anni, quindi non è che sia proprio alle prime armi, è comunque un gruppo di ragazzi che ha deciso di
prendere il centro-sinistra veneto, la sinistra veneta, e scuoterlo da un punto di vista differente, che è quello della valorizzazione del Veneto. Cioè, mai avremmo pensato sicuramente noi di passare la nostra prima campagna elettorale a tutti gli effetti con il nostro logo al fianco dei grandi movimenti del centro-sinistra veneto come i Verdi, per sostenerli e portare insieme l'argomento che è la valorizzazione del Veneto dal punto di vista sia dell'autonomia, perché per noi l'autonomia, come è stata trattata fino ad oggi dal centrodestra principalmente, ma anche da alcuni movimenti singoli, è stato un concetto che tende ad escludere la popolazione, che tende a dire noi siamo migliori degli altri perché siamo veneti. Invece questo non è. Il vero veneto è una persona che riesce a mettere innanzitutto la solidarietà come primo luogo e la sua creatività. Il Veneto ha saputo affrontare tutte le crisi storiche del passato, le grandi crisi dei distretti industriali negli anni 70, mettendo da parte l'arroganza e dandosi da fare, rimboccandosi le maniche. Ecco, io penso che all'oggi, davanti a questa crisi profonda che ci colpisce, soprattutto, è triste dirlo, soprattutto psicologicamente, perché per la prima volta non è neanche questione di soldi o di è questione di soldi e investimenti, ma non è solo quello. La grande sfida sarà riprenderci psicologicamente da un mondo che eravamo abituati a dimenticare, che è quello appunto di darci una mano l'un con l'altro, di credere nel futuro e dover ripartire da zero. Ecco, purtroppo, come stiamo vedendo in questi giorni, come purtroppo i nostri amici in Consiglio regionale ci hanno detto, la Regione non ha queste capacità. L'attuale centrodestra veneto, che si è gonfiato di propaganda, che ha illuso i veneti di una grandezza che assolutamente purtroppo deve essere accompagnata con delle concretezze. Non si può dire noi siamo i migliori di tutti perché versiamo più tasse chiuse lì. Non serve a nulla davanti a una pandemia che ci colpisce fin dentro le nostre case. Ecco, il progetto di Sanca Veneta, noi nella nostra umiltà, nel nostro essere piccoli, vogliamo essere la spinta decisiva, essendo tutti giovani, lavoratori, studenti, persone anche precarie e soprattutto molti giovani che vivono in giro per l'Europa, essere finalmente la differenza in questo centro-sinistra veneto, ovvero noi mettiamo a disposizione il nostro talento, la nostra creatività, il nostro voler vedere un Veneto differente, che ama la sua storia, la sua tradizione. Questo è sicuramente uno sforzo che chiediamo da questa sera a tutte le altre forze politiche. Cominciare a trattare dei temi che sono stati storicamente abbandonati dal centro-sinistra veneto e poterli invece utilizzarli come arma per raggiungere finalmente il consenso nelle case, perché noi possiamo stare qui a discutere di temi importantissimi, di bilanci, di investimenti, di credere nei giovani, ma nel momento stesso che le persone, i veneti che amano la loro cultura, la loro storia, la loro tradizione, non si sentono coinvolte da una parte politica, ecco che oltre all'isolamento dei media con cui dobbiamo combattere e con cui abbiamo dovuto fare i conti nella campagna elettorale, ci troviamo anche una vera e propria barriera, diciamo, dal punto di vista umano con gli altri cittadini. Io penso che la Valle dell'Agno, in particolare Val d'Agno, abbiano già dato una dimostrazione di come si possa anche nel centro-sinistra ragionare in questi termini, ovvero per noi il Veneto, i simboli del Veneto, i simboli il parlare addirittura, diciamo, dei dialetti molto stretti, diciamo, è una forma, diciamo, di riconoscimento e di unità tra la popolazione che parte dal basso, che parte dal popolo. La cosa che mi è dispiaciuta, diciamo, è non essere riusciti tanto come il centrodestra ad aver dialogato con queste persone, diciamo, essere entrati nelle sagre dei comitati di quartiere e non appena i Verdi valdagnesi mi hanno detto guarda Giovanni che da quest'anno cominceremo finalmente a riparlare dal basso ed è da lì che secondo me partirà la svolta, anche per affrontare questa pandemia, è della solidarietà del basso, dell'assistenza a chi è rimasto solo che noi dobbiamo ripartire come centro-sinistra, secondo me, e secondo penso anche tutto il movimento di Sanca. E per fare questo cosa bisogna fare? Innanzitutto con un po' di umiltà, diciamo, da parte dei partiti nazionali grandi che hanno voluto essere il fratello maggiore a decidere vita, morte e miracoli, bisogna invece ripartire dai comitati delle persone, dei piccoli comitati, ad esempio, di tutela dell'ambiente, di tutela della sanità, che portano avanti, ad esempio, delle associazioni di volontariato. È da lì che noi dobbiamo ricostruire il nostro dialogo con le persone.
E parlare di giovani è semplice, ma noi dobbiamo trovare il modo di far capire che questo centrodestra veneto non sta lavorando veramente per valorizzare i giovani, perché proprio in questo momento, per rilanciare le nostre aziende, per riuscire a superare la grandissima concorrenza internazionale che scoppierà, ci sarà una ripresa economica, perché non tutti i paesi occidentali sono incancreniti come l'Italia, diciamo, dal punto di vista della burocrazia e purtroppo anche dei diversi problemi strutturali di cui le nostre aziende soffrono. Ecco, noi avremo bisogno di nuove idee, di talenti, di riutilizzo degli spazi, di una nuova industria che sappia parlare l'inglese, che sappia utilizzare gli strumenti informatici, telematici. Non sarà più purtroppo la manifattura tradizionale veneta che è sopravvissuta fino ad oggi. Cioè, per poterla rilanciare c'è bisogno di avere appunto dei piccoli ambasciatori che sono gli stessi giovani sparsi in giro per l'Europa. Per fare questo, secondo me, dovremmo sfruttare noi come gruppi politici progressisti la forza dei nostri 3 consiglieri in consiglio regionale, 3 più gli altri che ovviamente non sono a questa serata e che vorranno partecipare, e instaurare un dialogo per poter capire fino a che punto noi possiamo sfruttare i nostri mezzi a livello di consiglio regionale per intraprendere delle proposte che coinvolgono veramente i giovani e ascoltare i giovani, sentire le loro esigenze. È impensabile che un giovane adesso, che oltre a subire il lockdown, subisce anche un isolamento, diciamo, culturale. Cioè il ragazzo a casa purtroppo dai 20 anni ai 30 anni si priva delle più grandi, delle più importanti esperienze. Personalmente, che ho abitato 3 anni e mezzo in Cina, è stata la svolta che mi ha fatto cambiare visione del mondo, visione dell'impegno, capire le risorse che ho a casa mia, capire cosa manca a casa mia e cosa manca all'estero. E si può venire a contatto, diciamo, viaggiando con dei mondi che sono completamente diversi dal nostro. Con questa pandemia un giovane adesso si trova privato e rinchiuso tra 4 mura ad affrontare lo studio e lo stress di sentirsi inutile. Quindi a livello del presente ci vorrà un grande sforzo di sostegno psicologico, di coinvolgimento dei giovani, e non è da sottostimare l'investimento che dovrà fare la Regione. Spero che i nostri consiglieri di minoranza ci daranno una mano per combattere tutte le dipendenze, perché purtroppo nei momenti di debolezza e di abbandono di un giovane aumenteranno, secondo me, queste tossicodipendenze, e da un lato curare i danni del Covid e dall'altro rilanciare il talento di ciascun ragazzo. Ecco, io non mi dilungo neanche tantissimo, perché da parte mia è già un piacere essere qui e spero sia solo il primo step di dialogo. Noi come Sanca siamo un gruppo piccolo, ma diciamo che vogliamo evitare di fare il classico errore che fanno i gruppi progressisti che nascono e muoiono subito. Noi vogliamo metterci a disposizione per un dialogo, però il nostro è un impegno sicuro, concreto. Noi non siamo qui a scherzare, siamo qui a darci da fare, siamo qui per essere protagonisti insieme, per essere una squadra, per cui da parte mia auguro un buon lavoro ad Arturo, a Cristina, ad Elena. Spero che saranno anche i nostri messaggeri con la Regione, saranno anche a nostra disposizione quando avremo bisogno. A Fabio Cappelletto invece e a tutti gli amici di Europa Verde di Valdagno abbiamo una grandissima responsabilità di darci da fare nel nostro territorio, e per tutti i ragazzi e gli adulti e chi di qualsiasi età e sesso che sono qui presenti a questa serata, tutti voi avete una grandissima responsabilità, perché il solo fatto di esservi interessati in questo momento di generale stress e generale disinteresse verso la politica, noi stessi dovremmo fare uno sforzo in più per sensibilizzare gli altri a darci una mano, per sensibilizzare gli altri che è proprio nei momenti di crisi, come qualsiasi economista insegna, è proprio nella crisi che bisogna investire ancora di più. Ed è proprio in questa crisi, sia dei valori che dell'economia, che noi possiamo fare la svolta, perché come siamo stati indeboliti tutti noi, sono indeboliti anche le persone che hanno degli interessi economici molto forti, ed è lì che la popolazione può tentare un riscatto. A questo punto io, guarda, ci ho messo pochissimo, ma più o meno è questo quello che porto avanti. Sanca Veneta è disponibile sui social, se qualcuno avesse mai qualche domanda, qualcosa, io umilmente mi occupo solo della parte dell'Alto Vicentino, ma
tutto il territorio veneto è abbastanza coperto, quindi saremo lieti insomma di confrontarci anche con voi, anche per approfondire il fatto della lingua veneta, dell'autonomia e anche il nostro concetto europeista di autodeterminazione del Veneto, che questa sera non mi permetto di affrontare in questa sede perché comunque non è quella più idonea, ma saremo lieti comunque di affrontare tutti questi temi insieme. Grazie Giovanni. Grazie Giovanni, è molto affascinante la posizione di questo gruppo politico che parte dai giovani e tra l'altro esce dal cliché e dal dramma di questo sviluppo scorsoio, no? Che è la concretizzazione di un Veneto che è quello che noi non vogliamo, ma che invece deve partire dalle radici culturali che abbiamo e di cui tutti noi siamo fieri e che deve essere rivisto proprio in chiave europeista, come diceva Giovanni, per cui il messaggio è veramente interessante. E questo sviluppo scorsoio che è stato enfatizzato all'ennesima potenza da un centrodestra che ha gestito la nostra regione come tutti noi stiamo adesso osservando purtroppo. Ora do la parola a Carlo invece Cunegato che ci riporta un po' l'attenzione anche sul tema della sanità, insomma, visto che lui sta battagliando da molto tempo su questo importante tema e anche molto attuale. Carlo, ci sei? Sì, amore, sono qua. A te la parola. So che, grazie a tutti per l'invito, so che mi avete dato pochi minuti e quindi cerco di andare subito al dunque, una piccola breve riflessione su quello che sta succedendo. Tanto è importante secondo me, perché non è scontato, provare a creare la consapevolezza di che cosa sta determinando il Covid, no? Perché tutti pensano solo giustamente a chi muore, a chi è in ospedale, ma adesso non sappiamo calcolare quanti morti indiretti ci saranno, no? Per dirvi, solo nella prima ondata hanno fatto un calcolo e ci sono state 1,5 milioni di visite oncologiche non fatte e rimandate. Pensate cosa significa questo? Cioè migliaia di persone con tumori non diagnosticati e che forse per questo moriranno. A marzo hanno fatto uno studio e hanno detto che in Italia durante il lockdown la mortalità per infarto è passata dal 4,1 al 13%. Cioè, voi capite che la prima causa di morte in Italia è l'infarto. Se io triplico la mortalità per infarto significa che sto facendo una carneficina. Se noi traduciamo questo in Veneto, l'ha detto la regione un mese fa, durante la prima ondata 342.000 visite o prestazioni ospedaliere non sono state erogate e solo in provincia di Vicenza per arrivare qua a 52.000 screening. Quindi stiamo parlando di una catastrofe sanitaria che ogni giorno ci dà il suo bollettino, ma che adesso non sappiamo ancora valutare nella sua durezza. Sappiamo invece certamente una cosa, che la gestione della seconda ondata in Veneto è stata una catastrofe. Cioè, pensate che se noi andiamo a vedere i morti giornalieri, mentre in Italia i morti giornalieri mediamente sono uguali alla prima ondata, in Veneto i morti giornalieri sono triplicati. Cioè, stiamo assistendo al triplo dei morti al giorno della prima ondata. Infatti a Vicenza, fino in provincia, al 30 giugno sono morte 350 persone e adesso invece con la seconda ondata abbiamo superato i 1.000 morti. Se guardate i dati di oggi, io vedete con tutti questi numeri sto cercando di addormentarmi, visto che sono le 10 di sera e sono abilissimo, ma giusto questo dato è significativo: oggi 628 morti in Italia, 150 in Veneto, cioè un quarto dei morti del paese sono in Veneto. Vuol dire appunto che questa pandemia è completamente sfuggita di mano. Ecco, l'ultimo numero, ma sapete subito che non sarà così, ecco, nella seconda metà di novembre in provincia di Vicenza c'è stato un aumento della mortalità del 57% rispetto alla media dei 3 anni prima, cioè il 57%. Nelle case di riposo, per dirvi, anche qui non è stato fatto niente di quello che si doveva fare, che è stato richiesto dai sindacati. Adesso qua non ho il tempo di soffermare, sono morte 2.000 persone dentro lì, il 13% si è contagiato, quasi il 4% degli operatori. Per dirvi, io non ho i numeri precisi, ma per dirvi, se nella prima ondata
più o meno un quarto delle case di riposo in provincia di Vicenza hanno avuto dei contagiati, nella seconda un quarto non li ha avuti. Nella seconda quasi 3/4 delle case di riposo in provincia ha subito il Covid, no? Quindi significa che non siamo stati capaci. Del resto una contraddizione, un paradosso evidente emerge chiaramente nella differenza tra la classificazione del governo e la classificazione Veneto. E sapete che il governo ha diviso la classificazione nelle celebri 3 zone, noi siamo in zona gialla, che per definizione significa a rischio moderato. E invece la regione stessa aveva stabilito 5 fasi di sviluppo della pandemia. Dopo i 2.400 ricoverati per Covid si entrava nella 5ª fase, cioè quella a rischio critico e gravissimo. Noi abbiamo adesso quasi 3.000 ricoverati per Covid. Anche qua, prima ondata 1.718 è il picco, adesso 3.000, cioè questo ci dà l'idea di quello che sta succedendo e 372 persone in terapia intensiva. Allora uno potrebbe domandarsi, ma perché? No? Cioè, com'è possibile che ci sia la classificazione del governo che ci mette in zona gialla, la classificazione regionale che ci mette invece nella fase critica? Ecco, alcune risposte le abbiamo già trovate nel dibattito attuale. Inizialmente io, in maniera un po' complottistica, pensavo che ci fosse a lunga mano di Mantoan, no? A capo di Agenas, ma abbiamo visto proprio cosa è successo la settimana scorsa quando il segretario regionale di ANAO Assomed, cioè il sindacato dei medici, ha incalzato Zaia e ha detto guarda che qua siamo di fronte alla disperazione, cioè a Montebelluna c'è l'obitorio pieno, ma anche al San Bordo di Vicenza l'obitorio pieno, alle grida di dolore da Legnago, da Verona, da Padova, no? Dove dicono non abbiamo più posti per il Covid e tu gli hanno detto hai gonfiato le terapie intensive. Allora Zaia che cosa ha risposto? È vero. Questo mi è sconvolto perché Zaia ha detto guardate le terapie intensive, quei 1.016 posti sono veri nominalmente ma non abbiamo le forze per metterle in atto. Cioè, ecco qua questo pone un altro tema, ma siamo in una regione democratica perché in un paese democratico affermare e ammettere di aver di fatto mentito o gonfiato le terapie intensive avrebbe determinato come dire, una critica, ma non una critica, un bombardamento da tutti gli organi di stampa. Invece questo è passato in qualche modo in sordina. Non so se avete visto quello che ho denunciato oggi, adesso vedremo se prenderò qualche querela, però ecco, questo è altrettanto grave. Ecco, vi racconto questa cosa che non avete mai sentito di sicuro. Ecco, operatori medici mi hanno raccontato che da ottobre in poi, siccome chi lavora nei dipartimenti di prevenzione metteva dentro i dati in un dispositivo informatico, quando mettevano dentro i dati, di default, questi positivi risultavano asintomatici. E questo perché è grave? Adesso io l'ho scoperto da poco. È grave perché l'altro parametro importante come quello delle terapie intensive è sull'indice RT. Non so se RT misura la capacità di espandersi della pandemia. Cioè RT2 vuol dire che io contagio 2 persone. Ecco, l'indice RT si misura solo sui sintomatici. Quindi se io all'inizio della pandemia ho mandato dati tutti su asintomatici, abbassavo l'indice RT. E questo, insomma, spero che di questo si discuta. Ecco, so che i nostri bravi consiglieri hanno fatto anche una interrogazione. Sapete, parlo piano, il bello della diretta è la moglie e i figli. Allora, parlo piano. Allora, mi sentite lo stesso? Allora, hanno fatto un'interrogazione, voi sapete che la Russo aveva detto a ottobre non abbiamo messo i dati dentro immuni, cioè pensate i Veneti presi in giro, uno strumento di tracciamento non utilizzato, hanno fatto l'interrogazione e un paio di settimane fa hanno risposto che ancora non ci sono, poi hanno fatto loro un'app, parodia, come dire, dell'autonomia Covid-0 che ancora non funziona. Quindi cioè, c'è tutta... Concludo dicendo che cosa? Che visto che si è parlato di come uscire, adesso qua non c'è il tempo di dire come uscire, ma senz'altro uno dei motti, come dire, importanti era non come prima, ma meglio di prima. E come siamo arrivati a questa situazione? Siamo arrivati con una sanità che era già in grosse difficoltà, sempre Assomed diceva mancano 1.322 medici, prima Alessandro Roncaglio ha parlato di povertà.
se mancano i medici aumentano le liste di attesa, e pensate che già prima della pandemia noi avevamo il 28% delle prestazioni sanitarie private, il 24% di ricoveri, il 70% di riabilitazione. Parlando, Alessandro, di povertà, questo significa, questo è un dato del Censis, che se io privatizzo le persone povere o deprivate culturalmente, molte volte non si cura. 750.000 veneti hanno rimandato o rinunciato a una cura. Ecco, questo condivido con Roncaglio, viviamo in una regione che ha rimosso la povertà e che l'ha completamente occultata. Concludo dicendo che per la prima volta negli ultimi anni la narrazione autocelebrativa di Zaia e della Lega sembra in qualche modo dimostrare di avere qualche punto debole. Cioè, per la prima volta il Fatto Quotidiano negli ultimi mesi ha criticato ferocemente Zaia. L'altro giorno è successa una cosa che sembra un particolare, ma che non lo è. 362 operatori sanitari di Sant'Orso hanno firmato una lettera critica. Voi sapete che c'è la legge Brunetta che impedisce agli operatori di parlare. Questi sono usciti allo scoperto. Questo è un punto di svolta che insieme mette in evidenza il loro coraggio, ma anche forse la loro stanchezza e la loro disperazione. Ecco, quindi concludendo, ringrazio tutti quelli che hanno parlato, ringrazio il lavoro ottimo che stanno facendo i nostri consiglieri regionali. In questi mesi continuiamo a mettere in evidenza i limiti di questa amministrazione, perché forse questo è il momento opportuno perché i veneti comincino a rendercene conto. Grazie a tutti e buona serata. Grazie mille Carlo, tra l'altro puntualissimo, 9 minuti, fantastico. E ecco, quando poi c'è una forte discrepanza tra la narrazione e i dati, allora succede qualcosa, probabilmente succede che anche la gente comincia a svegliarsi, e Carlo è uno che si sta impegnando molto a mettere sempre e sottolineare i dati, che è la cosa più importante. Ecco, se più persone continuano a farlo e continuano a informarsi e mettere in rilievo i dati, questi possono in qualche modo indebolire una narrazione che spesso è molto confondente, insomma, le persone. Un saluto da parte della nostra coportavoce provinciale, Gaia Bollini, se ci sei. Eccomi e poi qua. diamo voce agli altri gruppi politici. Da dietro le quinte del backstage qua della regia. Si sente? Sì, mi sembra di sì che sia a posto. Beh, intanto complimenti. Prima che un saluto vi faccio i complimenti, perché quello che ho ascoltato fino a questo momento è stato interessante e secondo me anche segno proprio di quello che come Europa Verde si vuole portare avanti, che ci si è dati come obiettivo nel momento in cui ci si è costituiti. Parlo per la Federazione di Verdi Vicenza, Europa Verde, un anno fa, ma anche un pochino durante la campagna elettorale, per cui in realtà nel portare questo saluto preferisco portare un ringraziamento, ovviamente da parte mia, ma penso un pochino da tutti i nostri tesserati, ma penso anche, anzi mi permetto di dire, da tutto quello che è Europa Verde Veneto, perché di fronte ai temi che sono venuti fuori e alcune, al ritornare di alcuni aspetti che riguardavano la pianificazione, o meglio l'assenza di pianificazione, l'intervenire in fase di emergenza senza aver pensato il fatto di aver necessità di partire dal basso, credo che questo è ciò che in qualche maniera stiamo facendo questa sera, perché mettere intorno a un tavolo intanto i nostri consiglieri e le consigliere regionali non è cosa scontata, non è cosa banale, e anche le altre forze politiche che in qualche modo si sono confrontate con noi, con cui abbiamo cercato di costruire il periodo della campagna elettorale, andando in qualche modo in questo momento a dimostrare che Europa Verde, con la rete che sta creando, fa quello che dice, e che credo sia abbastanza significativo e tutto sommato inconsueto nel panorama attuale. Per cui grazie, confido che questo sia veramente il punto di partenza di una collaborazione per cambiare veramente verso il Veneto che desideriamo, che è giusto avere per tutti e tutte. Per cui complimenti e grazie, e proseguiamo la serata. Grazie Gaia. Adesso do parola a Davide Sguazzardo di
più Europa, che vedo che avevi anche scritto una domanda, avevi posto una domanda a Elena, però insomma adesso puoi parlare, insomma dire un po' quello che vuoi. Sicuramente Davide ha molto a cuore il tema del consumo di suolo e non solo, ma insomma è uno dei suoi cavalli di battaglia. A te la parola, Davide. Ciao a tutti, grazie ad Europa Verde per aver organizzato questa diretta. Sono un iscritto anch'io di Europa Verde perché penso che la trasversalità, cioè, la tessera non è un limite, ma è un modo per portare i propri temi che abbiamo in comune e i temi del consumo del suolo, del fermare il consumo del suolo è un tema che abbiamo sicuramente in comune. E con Più Europa abbiamo portato nelle elezioni regionali, nella campagna per le elezioni regionali, questo tema molto forte. Le domande di oggi erano di cosa c'è bisogno in Veneto e nel Vicentino per superare la pandemia e di cosa domani sono le priorità, le nostre priorità come coalizione per lavorare all'iniziativa per una nuova normalità. Beh, oggi c'è bisogno di pragmatismo, sinceramente. Perché sì, io sono abituato e mi è piaciuto sentirlo in Cunegato, in Carlo, partire dai dati. Non lo si fa a livello regionale, parlare di dati di questa pandemia, non lo si fa nemmeno a livello nazionale. C'è una mancanza di analisi sui dati, cioè agire in base ai dati che abbiamo, riverificare i dati per capire se le azioni sono andate nella direzione giusta. È un po' un calciare la lattina, quello che si sta facendo oggi. Ecco, dunque se devo rispondere alla domanda oggi di cosa c'è bisogno in Veneto, nel Vicentino per superare la pandemia, c'è bisogno di persone pragmatiche, che non agiscano sulle sensazioni, che non agiscano calciando avanti la lattina per guadagnare tempo, che fanno a momenti i paternalisti. Quando le cose vanno male è sempre colpa degli altri, bisogna fare i paternalisti, fare le paternali ai giovani, fare le paternali agli altri, sostanzialmente un po' al governo, un po' ai giovani, dipende da chi hanno di fronte. E invece quando magari per cause esterne come l'estate è stato un momento in cui si è abbassato la guardia e non si è investito e preparato la scuola per ripartire e fare in modo di prevenire questa seconda pandemia, questo secondo aumento dei contagi. Ecco, dunque oggi c'è bisogno di una politica più pragmatica, che guardi i dati e che agisca e torni a verificare i dati una volta che ha agito. Domani bisogna iniziare a progettare lo sviluppo sostenibile. L'Europa ci dà una grossa mano, l'Europa c'è con diverse risorse, c'è soprattutto con la voglia di mettere a disposizione risorse inimmaginabili fino ad anni fa. È una cosa epocale queste risorse che vengono messe a disposizione. E soprattutto con il controllo che queste risorse non vengano spese in sussidi, ma vengano spese in investimenti. Dunque, quello che c'è da fare per progettare lo sviluppo sostenibile è cominciare a progettare, ma anche a livello regionale. Io vorrei che i nostri consiglieri regionali intervenissero con proposte di progetti da presentare, perché non si può aspettare l'ultimo momento, decisioni statali, decisioni da Roma. Bisogna portare proposte per usare bene, investire bene. Si può investire nella mobilità sostenibile, dunque è una cosa molto regionale, l'eliminazione di passaggi a livelli, l'investimento sulle linee ferroviarie, l'investimento su zone pedonali servite da trasporto elettrico. Ne abbiamo tantissimi progetti e come coalizione a me piacerebbe che abbracciassimo tutto quello che si può fare per smobilizzare il consumo del suolo. Sono state fatte ben 2 leggi regionali sul consumo zero del suolo, ma abbiamo visto che sono inefficaci.
sono inefficaci perché anche nel 2019 la Regione Veneto la maglia nera come regione con più incremento di suolo. Dunque troppe deroghe, leggi fatte male che non danno risultati sostanzialmente. I numeri non sono lì a dimostrarcelo. Quello che mi piacerebbe portare all'attenzione della coalizione è che lo sviluppo sostenibile deve essere il nostro mantra, cioè è solo tramite lo sviluppo che noi possiamo fare qualcosa per l'ambiente e solo tramite lo sviluppo e la crescita ci può essere una lotta come questo slogan che ho dietro alle spalle, che mi sono dimenticato di spiegarlo, però voi non vedete tutto, è un roll-up sotto firma figli costituenti, è un roll-up della campagna figli costituenti, che è una legge di iniziativa popolare per inserire in Costituzione lo sviluppo sostenibile come principio, la difesa dell'ambiente e l'equità generazionale. Legge tra l'altro che ricordo è stata sostenuta l'anno scorso da un voto unanime in Consiglio regionale a dicembre del 2019 per iniziativa del FU Senigallia, una legge che ricalcava appunto figli costituenti. E chiudo questa parentesi qua per dire, ecco, che lo sviluppo può fermare anche il consumo del suolo. Come? Incentivando quello che è sostenibile, perché noi abbiamo, lo vediamo sul stock di tutti quanti ogni giorno, una forte domanda di consumo di suolo sostanzialmente. Le deroghe che vengono date perché c'è una domanda che viene per consumare suolo. La pedemontana è stato un grosso consumo di suolo e lo sarà ancora di più, ecco perché dobbiamo intervenire adesso, perché sposta traffico, sposta interessi, sposta iniziative e tutte le deroghe possibili saranno usate in questi anni a venire per costruire vicino ai nuovi caselli, per costruire dove sta dando il traffico. Ecco, io vorrei che si intervenisse prima con una legge regionale che vada a richiedere una compensazione ambientale per le nuove opere che vengono costruite, progettate, per il nuovo consumo che viene fatto, anche per una semplice variazione d'uso. Se il comune approva una variazione di destinazione d'uso di una proprietà da commerciale a industriale o da industriale a commerciale, come succede, ci deve essere l'obbligo di questo proprietario di compensare andando a naturalizzare pari suolo in regione. Abbiamo tantissimo suolo abbandonato, sottoutilizzato, suolo naturalmente impermeabilizzato, che va smobilizzato tramite una seria riflessione su una legge regionale che vada a creare e a convogliare questo tipo di offerta con una domanda da creare. E mi piacerebbe parlarne con quale coalizione, perché secondo me è l'unico sistema per poter sfruttare l'iniziativa privata e pubblica per smobilizzare suolo consumato e riportarlo a campo. Io vi ringrazio di questo spazio, vi saluto e aspetto anche le vostre risposte. Grazie Davide. E sicuramente da approfondire, anzi da creare un'occasione di approfondimento per la proposta Smobilizziamo il suolo, e anche un'occasione per approfondire il progetto Figli Costituenti. Per chi non lo conoscesse, insomma, può andare a cercarlo e approfondirlo, perché è una cosa interessantissima. E sottolineo quanto tu hai detto: proporre progetti, idee, cose fattibili. Questo è fondamentale, e se si progetta insieme i progetti vengono meglio, perché sono più credibili, sono più autorevoli, perché ci sono varie competenze che si mettono insieme, per cui penso che sia una regola fondamentale da seguire, insomma, da qui al futuro. Concludiamo gli interventi
programmati con Michele Broccardo come rappresentante di Volt Vicenza. Ci sei, Michele? Sì, sono qui. Ciao. Ecco, buonasera a tutti, grazie. Io sono Michele, sono di Volt Vicenza e siamo un partito paneuropeista, per chi non lo sapesse, siamo presenti in tutta Europa. Per il Veneto noi guardiamo molto all'imprenditoria perché pensiamo che quello che sia anche importante da fare sia sostanzialmente lavorare sul livello economico. Questo perché il Veneto è vero che è una regione ricca al momento, però ha il problema che non cresce. Il Veneto... Sì? Oh, ok. Scusate, silenziate i microfoni, chi per sbaglio magari è entrato adesso o per sbaglio l'ha aperto. Comunque stavo dicendo che il Veneto ha il problema che è una regione che non cresce nonostante abbia le risorse per farlo, è praticamente l'ultima regione d'Italia in fatto di tasso di crescita. Questo perché se andiamo a vedere come è strutturata l'imprenditoria veneta, vediamo tantissima piccola e media impresa ancora a trazione familiare con un titolare che ha una certa età, 80 anni, e manda avanti la sua azienda come ha sempre fatto negli ultimi 30-40 anni. Questo fa capire che non c'è un'innovazione, non c'è una mentalità manageriale in questa regione, che ovviamente si ripercuote sull'impossibilità di aggredire quello che è un mercato globale, che è un mercato che si muove sempre più velocemente, dove l'innovazione è l'unica cosa che ti può mantenere competitivo contro altre nazioni che producono 100 volte quello che può fare il Veneto, come può essere la Cina, l'India, ma come sarà in futuro la Nigeria, come sarà in futuro anche il Bangladesh. Sono altre regioni che a livello produttivo supereranno di gran lunga quello che potrà fare l'Italia. Quindi l'unico modo per rimanere competitivi è investire su qualcosa di innovativo, su qualcosa di nuovo. Questo è anche un modo per trattenere i giovani che ci sono in Veneto, che continuano ad emigrare. In Veneto abbiamo Padova, Verona e Venezia, che sono 3 università importantissime, a livello europeo sono accreditate, offrono una formazione eccellente e dopo aver speso tutti questi soldi, tutte queste risorse per formare questi giovani non hanno un'opportunità in Veneto e se ne vanno all'estero. Quindi vengono bruciate tantissime risorse, tantissime possibilità e soprattutto la manodopera più giovane, che è importante, soprattutto in un'ottica futura, che se ne va all'estero a produrre da qualche parte, quindi ci sobbarchiamo di tutti i costi senza poterne poi trarre benefici. Quindi la nostra visione è cercare di portare a una maggiore visione sul futuro, sulla lungimiranza, perché questa è l'unica cosa che può riportare il Veneto in auge, secondo noi. Questo può essere fatto appunto integrando anche la questione ambientalista. Se le nuove tecnologie sostenibili sono produttive o c'è la possibilità che diventino veramente competitive, perché anche il mercato si sta spostando su quel settore, può essere un ottimo modo per ringiovanire l'economia veneta, per renderla più al passo con i tempi e dare anche opportunità ai giovani di reintegrarsi nel tessuto territoriale. Ultima nota che secondo me è importante è cercare di creare delle catene tra le varie piccole aziende di uno stesso settore, in modo tale che quelle che oggi sono competitor si rivelino dei partner per aggredire appunto il mercato mondiale. Per una piccola azienda non lo può fare, ma un conglomerato di varie aziende, sì, come può essere, mi viene in mente il Politecnico Calzaturiero, che qui in Veneto fa molto per le aziende, permette di collaborare molte realtà che quindi hanno la possibilità di entrare in un mercato più importante e migliorarsi, innovarsi nel tempo. Michele, ti ringrazio per l'intervento. Tra l'altro Volt è un gruppo politico, come ha detto Michele, paneuropeo. Questa è una cosa bellissima perché è nato contemporaneamente da vari stati europei insieme ed è una risorsa importantissima perché è una visione giovane. Tra l'altro è un movimento che deve essere ancora conosciuto bene nel nostro territorio, ma io auguro a loro di farsi conoscere insomma il prima possibile perché sono una grossa risorsa. Adesso io procederei in questo modo vedendo anche l'orario. Darei un paio di minuti a Elena Ostanel perché voleva rispondere un momento a Davide
E poi Bertasi Edoardo alza la mano e non ha scritto nessuna domanda, però allora darei proprio un minuto di tempo a Edoardo per fare eventualmente la domanda che deve fare, e poi parola ad Arturo, che anche lui ha alzato la mano, per cui magari dopo Edoardo se deve anche rispondere Edoardo. Allora Elena, se vuoi intervenire un attimo. Grazie Renzo. Allora, volevo intervenire sulla domanda di Davide, nel senso che quello che noi stiamo vedendo adesso in Regione è che la legge Veneto 2050, che dovrebbe arrivare al consumo di suolo zero, in realtà ha varie deroghe e strumenti attuativi che non permettono di raggiungere quell'obiettivo che la legge si è dato. Rispetto ai centri commerciali di cui parlavo prima, oggi i comuni, quando c'è un centro commerciale, una media, piccola struttura sotto i 1.500, non hanno l'opportunità di normare eventuali nuove aperture, perché secondo una norma regionale sotto quella cifra basta mandare una SCIA, quindi una dichiarazione di inizio attività, al comune e si va a costruire. Allora, bloccare questo, cioè permettere e modificare quella norma e permettere che ci sia un controllo anche in questo senso, permette di non costruire su delle aree che, anche se sono a edificazione, come tu hai scritto nel commento, un comune che magari lavora, come sta facendo il comune di Padova adesso, su un piano degli interventi che toglie aree edificabili, permette di togliere eventualmente anche quelle. Quindi in un'ottica di lungo periodo, permettere ai comuni di avere una norma che regola, ahimè, una brutta norma che è stata fatta non solo dalla Regione Veneto, ma che deriva anche da una norma nazionale ed europea, la famosa Bolkestein, che permette di derogare soprattutto in materia commerciale rispetto al consumo di suolo, secondo me e secondo Veneto che vogliamo, è molto importante. In più dare, e questo è diciamo un commento più generale che colgo anche dal tuo intervento, cioè permettere, come dici tu, con delle progettualità concrete di effettivamente non permettere più deroghe a quella legge, è quello su cui noi dovremmo investire nei prossimi anni, perché noi abbiamo una struttura normativa che è Veneto 2050, tendenzialmente negli indicazioni positiva, e poi abbiamo degli strumenti e delle deroghe che vengono sempre reiterate dall'amministrazione regionale, come è successo oggi col piano casa, ma come succederà, perché arriverà in Consiglio regionale forse, questa proposta che si chiama cantiere veloce, che è già stata dichiarata incostituzionale e che spero verrà ridichiarata costituzionale o che riusciremo a bloccarla, perché questo permette ancora di più di consumare suolo quando in realtà abbiamo una norma che ci dice che dobbiamo arrivare al consumo di suolo zero entro il 2050. Quindi, come sempre succede, noi abbiamo delle norme più o meno indirizzate positivamente e poi abbiamo degli decreti attuativi che non le fanno funzionare, e su questo secondo me dobbiamo intervenire. Grazie Elena per la puntualizzazione e anche per lo stimolo, perché su questo tema bisogna veramente approfondire e lavorarci. È in stretto contatto con i consiglieri regionali, loro sono una grossa risorsa insomma, per noi, per la base, no? che vuole lavorare bene sui territori. Edoardo Bertasi, se vuoi fare la domanda. Allora, non so, mi sentite? Sì, non ti vediamo, però ti sentiamo bene. Sì, beh, perché okay. Ho problemi alle gambe, sono sentito male. Vai tranquillo. Ad ogni modo, io avevo cominciato una cosa, ma non sono ancora riuscito a finirla, e la leggo velocemente. In autunno, praticamente qua dove abito, abbiamo una casa per anziani abbastanza, con cui c'è tante persone, praticamente parrocchiale, ma non c'entra niente la parrocchia. C'è un medico molto in gamba e abbiamo invitato, praticamente non c'è stato nessun ammalato né in primavera né in autunno. E questa affermazione l'ho fatta per far capire che la preparazione di chi lavora, di chi corre, è molto importante. E mi collego proprio su questa osservazione al tema dei fondi europei. Personalmente condivido l'impegno che voi avete detto questa sera per migliorare tutte le nostre strutture in Veneto. Però sono convinto che in questo momento sia fondamentale, e anche noi dobbiamo avere l'occhio,
per la sinergia di quello che succede in Italia e in Europa. Oggi come oggi noi abbiamo bisogno di una ricostruzione, come è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma non una ricostruzione per il Covid, una ricostruzione per tutto ciò quello che è successo in questi anni. Stasera ascoltavo un secondo Cacciari. Cacciari è uno che ti porta sempre verso il disastro, però non è che non condivide le cose che lui dice. Praticamente noi abbiamo una giustizia, una burocrazia, un insieme di legacci che ti blocca lo Stato, per cui abbiamo veramente bisogno che ci sia la capacità della politica, e non so come, ma penso che su questo bisogna batterci, una politica che sia capace di dire: mi metto da parte e seguo che noi abbiamo delle persone in gamba in Italia, seguo le persone che possono portare a una ricostruzione totale, come abbiamo fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale. E da queste basi poi la politica può riprendere seriamente, perché se noi adesso abbiamo tutti questi soldi e si continua in questa maniera, succederà che li spendiamo tutti e poi non avremo più neanche i soldi, finiamo in maniera che la gente va completamente in miseria. Questa è la prima osservazione che volevo fare. La seconda osservazione, e questa la butto lì così proprio è come non sia così facile, e qua mi rivolgo, io sono praticamente di Demos, e mi rivolgo praticamente al discorso che fanno i Verdi, ma non i Verdi, li facciamo tutti. Il discorso, per esempio, riguardo all'ecologia. Noi adesso stiamo combattendo al massimo il discorso macchine diesel, macchine a benzina. Il problema, sappiamo benissimo, che per esempio la macchina elettrica io lo vedo in giro chi le ha, è un lusso per i ricchi. La prima cosa. Seconda cosa, la macchina elettrica, oggi come oggi, forzare, vuol dire, l'ha detto anche il padrone della Toyota, non so se l'ha fatto per suo interesse, però di fatto io ero convinto già da prima, vuol dire forzare praticamente la situazione. E nello stesso tempo io mi rendo conto che non si fa un lavoro serio sull'inquinamento che viene fatto dalle nostre case, dai bruciatori vecchi, dal fatto che abbiamo praticamente impianti di areazione super utilizzati, in inverno troppo caldo, in estate che è troppo freddo, da tante situazioni che veramente, cioè l'ecologia dovrebbe essere, a volte abbiamo delle idee, lì abbiamo risolto. Finisco lì perché grazie Edoardo. Stasera ho detto anche troppo. Grazie. Il tema dei trasporti, dell'elettrico è un tema veramente così vasto che non lo affrontiamo neanche, però ecco, quello che invece hai detto, no, va benissimo, quello che hai detto invece dell'RSA è un tema prioritario, perché il fatto di portare attenzione ai nostri anziani e garantirgli veramente un posto sicuro, no, e felice, sereno, per vivere, e poi la qualità, il livello invece di qualità di lavoro per gli operatori che ci sono nelle case di riposo devono essere veramente una priorità assoluta per noi. Io adesso siamo in orario, anche abbiamo un po' sforato, allora a questo punto, se Fabio è d'accordo, prima dei saluti finali da parte di Fabio darei la parola a Arturo, che fa anche un po' il punto e dice quello che deve dire anche rispetto a quello che eventualmente ha detto anche Edoardo o anche altri. Per cui ecco, io intanto ringrazio tutti in anticipo per questo incontro, perché è veramente stato molto molto utile, prezioso e anche bello, insomma, un quadro completo. Io ho visto un quadro completo evolversi nell'arco della serata. Arturo, a te la parola. Sì. Grazie Renzo e grazie a tutti dei contributi, degli stimoli, degli spunti. Solo alcune risposte puntuali perché credo sia importante. Parto da già nominato Elena, Veneto Cantiere Veloce. Io veramente, guardate, è una cosa incredibile perché stanno portando avanti questo progetto di legge e convinti che sia fare il bene della regione per facilitare il mattone. C'è una forte lobby lì
persone che sono convinte che il mattone è bene a prescindere. Ecco, su questo ovviamente in consiglio noi facciamo fatica ad opporci. Per cui la richiesta che faccio è veramente quella: scaricatevi il progetto di legge 20, lo trovate nel sito consiglioveneto.it e mandateci critiche e soprattutto sollevate all'esterno del Consiglio un movimento di opinione contro questo progetto di legge, perché l'idea che aprire i cantieri, liberalizzare le variazioni d'uso sia bene a prescindere è veramente una cosa incredibile. Per cui prima si parlava della rinaturalizzazione in cambio di un cambio di destinazione, cosa giustissima. Qui andiamo nella direzione diametralmente opposta. Ovviamente noi, mi sono reso conto, in Consiglio possiamo dire tutte le cose, poi alla fine loro hanno anche un atteggiamento un po' quasi che ci prende in giro, che è provocatorio. Faccio l'esempio, riprendendo quello che diceva Carlo Cunegato sui dati delle terapie intensive, i 1016 posti contro i 500 erotti. Cosa che abbiamo detto, che abbiamo ridetto. Oggi addirittura ha avuto il capogruppo della Lega, che non hanno mai parlato nessuno, salvo in sede di dichiarazioni di voto, per ultimo si è iscritto e ha ripreso tutte le cose che abbiamo detto quasi con un atteggiamento derisorio, dicendo che le terapie intensive ci sono e chi ha coraggio di mettere in discussione quello che ha detto Zaia, i posti sono 1016, sono attivabili in 24 ore. Ecco, c'è veramente difficoltà ad un dialogo, diciamo così, costruttivo, perché loro stanno sempre zitti, salvo alla fine spararti addosso dei numeri, che poi sono quelli che ti trovi nella stampa però. E questa cosa non è che vada tanto bene. Per cui grazie al lavoro che si sta facendo fuori, però come sta facendo fuori oggi Carlo sulla sanità, credo che sul Veneto Cantiere Veloci sia importante che ci diate una mano dall'esterno, perché se no noi parliamo e poi si vota 40-10, palla al centro e via, e si parte con il mattone. E credo che incontri come questi siano molto utili per condividere quello che si sta facendo e anche per avere una progettualità comune, per cui grazie di averlo organizzato, massima disponibilità anche a quelli che ci possono essere in futuri. Sulla macchina elettrica è vero che oggi è un prodotto però lasciatemi dire, perché la sto seguendo, il costo delle batterie negli ultimi 5 anni è sceso di 6 volte, da 600 a 100 euro per kilowattora. È un prezzo che può far sì che la macchina elettrica da qui a 5 anni costi sensibilmente meno della macchina termica. E sulla parte di ciclo di vita, ovviamente, se facciamo l'energia elettrica con il carbone è molto pesante, ma se lo facciamo con le fonti rinnovabili è il vettore più elastico e più flessibile che ci sia, per cui io vedo veramente una rivoluzione. Il capo di Toyota ovviamente è contro perché ha scommesso sull'idrogeno Toyota e quindi fa il suo. Però ecco, su questo volentieri un incontro ad hoc perché il Dipartimento dell'Università è un tema che seguiamo molto da vicino. Quindi grazie a tutti, grazie ai Verdi della Valle dell'Agno, ma un po' tutto Europa Verde e tutte le altre forze, grazie del sostegno che avete dato in campagna. Come ho detto più volte, è stato l'inizio di un'esperienza insieme, per cui ecco, non molliamo di fronte a queste difficoltà, ma anzi continuiamo a costruire, perché io sono convinto che le idee stanno dalla nostra parte e su questo credo che nessuno possa dirci contro. Quindi grazie a tutti e buon Natale. Fabio, ti lascio la parola. In realtà c'era un'altra manina alzata di Massimo F. Che sia mai che non facciamo parlare tutti, per cui non so, volevo fare una proposta. Massimo, se vuoi parlare, ma proprio 30 secondi, almeno solo dire l'argomento, poi magari rilanciamo la prossima volta. Scusate, penso di aver toccato per sbaglio. Massimo Follesa. Sì, sono io, sono Massimo. Sì. Penso di aver toccato per sbaglio, ma non era... Cioè, vabbè, insomma, comunque vi ringrazio della serata. Scusatemi se sono intervenuto con questa mano alzata. Insomma. Bene. Allora Fabio, a te l'onore di chiudere da buon Paron de casa. Virtuale. Sì, esatto, io semplicemente mi limito a un pensiero finale e a salutare, anzitutto ringraziando tutti quelli che hanno partecipato, rinnovo i ringraziamenti e i saluti a tutti quelli che hanno parlato e agli spettatori che ci hanno seguito fino a quest'ora. Ecco, io sono convinto che stasera, insomma,
da quello che ho sentito qui c'è davvero chi ha capito la gravità della situazione e che vuole davvero impegnarsi per migliorare il Veneto. In contrasto anche a chi invece è fermo magari una vecchia politica che è capace di amministrare alla giornata, cioè non sa vedere oltre il proprio naso. Io ho questo timore e quando dice di avere visioni futuristiche che guardano al futuro, in realtà sono visioni che erano futuristiche e potevano esserlo a fine degli anni 90. E l'esempio che portava Arturo Lorenzoni sul cantiere veloce chiaramente va in questa direzione. Ecco. Quindi sicuramente raccogliamo l'invito e l'appello, insomma, di fare anche noi la nostra parte contro l'approvazione di certe leggi. Quindi sì, io chiudo dicendo che i politici devono avere la capacità di anticipare i tempi da una parte e dall'altra quella di saper dialogare con la cittadinanza e in maniera trasparente. Sono cose che sono emerse questa sera e ci tengo a ribadirle. Ribadisco anche che quello di oggi è stato un punto di partenza, un evento, il primo evento di tanti altri punti di incontro, speriamo magari fisicamente nelle prossime volte. Io intanto vi saluto a nome di Europa Verde, a nome di Europa Verde Valle Agno, e vi faccio gli auguri di buon Natale e di un buon inizio 2021, speriamo lo sia. E ancora grazie per la serata e alla prossima appuntamento. Ciao a tutti. Buona serata, auguri. Ciao a tutti, Grazie auguri. ancora. Grazie, buon Natale. Auguri. Ciao a tutti, tanti auguri, buone feste di cuore alle vostre famiglie, a tutti. Grazie.